A Canicattì ignoti hanno forzato una finestra laterale del bar Sofitel, sono entrati dentro il locale ed hanno rubato merce e denaro. Il bottino del furto ammonta ad oltre 2.000 euro. I carabinieri della compagnia di Partinico hanno arrestato per detenzione e spaccio di droga e detenzione di coltello di genere vietato Giovanni Modica, 55 anni, sorpreso a vendere hashish. A casa di Modica sono state scoperte 18 dosi di droga ed un coltello a scatto. Campofranco per una sera è stata la capitale della bellezza e del fascino. Il piccolo comune nisseno ha ospitato le finali regionali di Miss Italia e di Miss Mascotte. All'evento hanno assistito oltre 2.000 persone. In gara 45 ragazze che hanno viaggiato a tutta la Sicilia. Ha vinto la messinese Roberta De Gaetano, che adesso volerà a Salsomaggiore per le prefinali di Miss Italia. Le interviste. Poi la foto con l'amministrazione. Roberta De Gaetano vola a Salsomaggiore. Sì, è stata una serata veramente bellissima, soprattutto inaspettata. Dopo la vittoria di Aragona, la selezione provinciale ti ha portato fortuna, adesso hai vinto la fascia più importante per andare a gareggiare con le più belle d'Italia. Sì, Aragona mi ha portato decisamente fortuna, anche Mussomeli. Sono andata a salire, secondo posto, primo posto e adesso un primo posto alla selezione regionale. Che serata è stata? Una serata particolare, mi è piaciuta perché c'è stato questo defilé di abiti da sposa, molto bella, mi è piaciuta molto. Anche questa sera concorrenza agguerrita, moltissime le ragazze belle. E siamo rimaste veramente in poche, tutte le ragazze che hanno passato le selezioni provinciali e quindi ce la giochiamo tutte. E adesso per te comincia il bello, comincia la vera competizione a Salsomaggiore. Sì, esattamente, adesso ci cominciamo a preparare per questa partenza e speriamo bene. Le tue ambizioni quali sono? Arrivare sempre più in alto, sicuramente. Se dovesse arrivare la vittoria al concorso di Miss Italia, ovvero Roberta De Gaetano Miss Italia 2010? A quello non ci penso ancora per niente, spero intanto di arrivare lì alle finali a Salsomaggiore e poi si vedrà. È stato un grande evento per Campofranco, la finale regionale di Miss Italia. Beh, francamente sapevo che era un grosso spettacolo, che era no, però non immaginavo che potesse chiamare tanta gente, che avesse questo successo che ha avuto. Un evento straordinario che sicuramente ripeteremo a Campofranco. È la prima volta che abbiamo a Campofranco uno spettacolo di questo spessore. Le ragazze erano tutte bellissime, secondo me ha vinto chi meritava, la giuria era molto serena, equilibrata, sono molto soddisfatto di questo evento. Un grande evento per Campofranco, abbiamo lavorato diverse settimane per questa serata, è andato tutto bene a livello sociale, a livello culturale, è stata una grande scommessa, ci siamo riusciti tutti insieme, voglio ringraziare tutti quelli che hanno collaborato a questa manifestazione, nessuno escluso. Abbiamo dato senza falsa modestia una grande prova di maturità, come è stato riconosciuto da tutti, e quindi speriamo che il prossimo anno possiamo ancora organizzare questa Miss Italia qui a Campofranco a questi livelli. Abbiamo avuto più di 2000 presenze, ci dicono le statistiche incaricate, quindi è un successo della nostra amministrazione. Su iniziativa dell'amministrazione comunale di Comitini, presieduta dal sindaco Nino Contino, si è svolta con successo di pubblico e di entusiasmo la 10ª edizione della Sagra di Ferragosto, singolare e spettacolare manifestazione che ogni anno gode di ampia attrattiva in provincia di Agrigento. State vedendo appunto le immagini. A Comitini sono state protagoniste degustazioni di prodotti tipici della cultura agroalimentare locale, la sagra della salsiccia, poi il tradizionale bagno di mezzanotte nelle apposite piscine allestite in piazza Umberto I ed il concerto del gruppo I Teppisti dei Sogni.
Ad Agrigento la comunità della parrocchia San Francesco di Paola in via Garibaldi ha festeggiato i 100 anni della signorina Gaetana Inglima. Una messa è stata celebrata nell'abitazione della festeggiata dal parroco Don Lillo Argento e da Don Vincenzo Lombino, tra parenti, amici ed in presenza del sindaco di Agrigento Marco Zambuto, che a nome della città ha donato alla centenaria un omaggio floreale. Gaetana Inglima è nata nel 1910 ed ha speso la sua vita occupandosi, oltre che della conduzione della sua numerosa famiglia, composta dai fratelli Salvatore, Giovanni, Domenico e Filomena, anche di numerose attività di volontariato e beneficenza nelle parrocchie della sua zona e per le missioni della diocesi agrigentina in Africa. Sport calcio, inizia oggi pomeriggio al campo del Villaggio Peruzzo la preparazione precampionato dell'Acragas del patron Gioacchino Sferrazza. I biancoazzurri, agli ordini del neoallenatore Pino Labianca, svolgeranno anche una seduta d'allenamento nel boschetto della Maddalusa. Questa sera alle ore 21 invece il nuovo Licata sarà presentato alla stampa e ai tifosi presso lo stadio Dino Liotta. La squadra giallo-blu è stata costruita per vincere il campionato ed approdare in Serie D. Nel frattempo impazza il calciomercato. L'Enna ha ingaggiato Gaetano Accetta, il difensore Tonino Cusumano ha firmato con il Gemini. Sorce del Favara giocherà nell'Aragona, il Ribera ha prelevato Mancino dalla Marsala 1912, la Gattopardo ha confermato Buscemi, Sireci, Guarnotta, Silvio e Giuseppe Lo Giudice e ingaggia Curella dal Cianciana e Brunetto dal Favara. Bene, è tutto, vi ricordo che oggi pomeriggio su Teleacras intorno alle ore 15 sarà in onda la registrazione integrale della presentazione del libro di Attilio Bolzoni, FAC Mafia, ad Agrigento al Palazzo Filippini. Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo video giornale. Arrivederci.